È un veneziano, il più giovane componente del Team Italia in partenza domenica 30 per le Olimpiadi invernali di Pechino, che si disputeranno in Cina dal 4 al 20 febbraio. Gli atleti azzurri in gara saranno complessivamente 118, 72 ragazzi e 46 ragazze. Tra queste spicca il nome di Leonardo Donaggio, 18 anni compiuti a settembre, specialista nel freestyle, lo sci acrobatico, originario dell'isola di Venezia, che però al sole e al mare di casa ha preferito il ghiaccio e la montagna. Leonardo, che fa parte del gruppo sportivo dell'esercito italiano, dopo le Olimpiadi affronterà quest'anno a scuola anche l'esame di maturità. Faccio parte della squadra nazionale di freestyle del centro sportivo Esercito. Siamo qua a Livigno per gli ultimi allenamenti perché proprio ieri sono uscite le convocazioni ufficiali per le Olimpiadi di Beijing 2022. Parteciperò alle mie prime Olimpiadi, sono davvero contentissimo. È successo tutto davvero velocissimo. Sono entrato in squadra nazionale 2 anni fa. Sono veramente contento, non vedo l'ora, darò il mio meglio, uscirò al massimo. Leo è molto legato a Venezia, ma anche a Belluno e Falcade, dove vive buona parte dell'anno proprio per inseguire il suo sogno olimpico sulla neve. Per lui sono arrivati i complimenti anche del CONI. Esprimo una grandissima soddisfazione per la chiamata di Leonardo Donaggio nel Team Italia ai Giochi Olimpici di Pechino. Le due gare in cui sarà impegnato sono il Big Air. Le eliminatorie sono previste il 7 di febbraio, mentre il 14 ci saranno le eliminatorie dello slopestyle.